E anche il Golfo Paradiso ha il suo depuratore allineato alle norme europee, grazie al lavoro congiunto di diversi enti, con in testa la Città Metropolitana di Genova. Il nuovo impianto intercomunale di depurazione delle acque, realizzato da Iren a Punta Sant'Anna, a Recco, e inaugurato lunedì 27 giugno dal Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti insieme alle autorità locali, serve oltre a Recco 5 comuni limitrofi: Avegno, Uscio, Camogli, Sori e Pieve Ligure, per un totale di circa 35.000 abitanti equivalenti. Città Metropolitana di Genova ha quindi mantenuto anche nel Golfo Paradiso, come già in altre porzioni del territorio metropolitano, l'impegno assunto dal sindaco Marco Doria e dal consigliere delegato all'ambiente Enrico Pignone di adeguare gli impianti di depurazione delle acque del proprio territorio alle direttive europee in materia. L'obiettivo è stato raggiunto nei tempi previsti grazie a una proficua collaborazione con i comuni. Un'opera veramente importante per il territorio, anche per l'economia del territorio, non solo per l'ambiente. È stato possibile farla perché si sono utilizzate bene le regole che ci sono, che prevedono un'aggregazione fra i comuni interessati all'opera, l'affidamento a un gestore e la realizzazione dell'opera. Sembra molto semplice, ma casi come questi, nel quale le cose si fanno bene in fretta, in Italia sono rari. Allora io sono venuto a dire bene qua e che anche gli altri comuni e le altre regioni copino questo sistema, perché le regole, se applicate, funzionano. Gli enti devono collaborare per realizzare delle opere di pubblica utilità. Un depuratore tutela le acque, tutela il nostro mare, tutela l'ambiente, quindi è un'opera per un bene comune. È un'opera significativa che si fa a Recco, serve il Golfo Paradiso ed è importante che sia stata fatta anche con un ruolo importante e significativo di città metropolitana. La collaborazione fra enti è fondamentale per la realizzazione di questo genere di opere. Occorrono i finanziamenti del governo, occorre una regione attenta, occorre che i sindaci non litighino tra di loro, una città metropolitana in grado di coordinare il lavoro. In questo caso c'è stato, in altri casi occorre trovare la stessa armonia, perché la depurazione delle acque insieme a un corretto trattamento del ciclo dei rifiuti è un prerequisito per una terra sana, per un mare pulito e quindi diciamo tutti i presupposti per un grande turismo di qualità. Qua siamo a Recco, che è una città famosa, da questo depuratore vengono purificate acque provenienti anche da altri comuni. Direi che è un buon esempio di collaborazione istituzionale, è un ottimo esempio di quello che va fatto per tenere in ordine la nostra Liguria. È a questo punto a un passo la completa uscita del territorio metropolitano genovese dalla procedura di infrazione UE sulla depurazione delle acque. L'impegno della città metropolitana è di proseguire con lo stesso metodo collaborativo finora adottato a Recco e in altre aree anche nella zona del Tigullio orientale, l'unica rimasta finora non a norma, ma per la quale è già partito l'iter amministrativo di adeguamento. Dopo Recco ci sarà Rapallo, ci sarà Renzano e ci sarà Genova. Non ultimo, non dobbiamo dimenticare anche l'impegno invece per la parte del Tigullio, che vedrà nelle prossime settimane una conferenza di servizi proprio per l'impiantistica dedicata al Tigullio. Questi impianti servono, sono utili nel Golfo Paradiso, sono utili nel Tigullio, quindi noi non ci possiamo permettere di lasciare il nostro mare inquinato senza fare degli interventi. La città metropolitana ha indicato con chiarezza quello che si deve fare. A questo proposito, il rapporto con la Regione le sembra proficuo? No, la Regione secondo me deve dare spazio, come la legge dice, a città metropolitana, ma il rapporto è assolutamente in questo momento collaborativo e l'importante è che ognuno faccia quello che deve fare. L'ipotesi scelta dalla città metropolitana per la collocazione del depuratore è un'ipotesi corretta? No, ci sono degli approfondimenti tecnici in corso e stiamo valutando. Non sono un esperto di depuratori né voglio mettermi a disegnare i tracciati sulla sabbia con i bastoncini. I tecnici lavoreranno, ci diranno qual è la soluzione migliore e la Regione è pronta a appoggiare la soluzione più ragionevole, più efficace e più efficiente. I lavori del nuovo depuratore del Golfo Paradiso sono iniziati nel 2013 per un investimento complessivo di oltre 20 milioni di euro. Oltre all'impianto industriale vero e proprio, sono state realizzate opere relative alla viabilità, come il rifacimento del ponte San Nicola sul torrente Recco, opere di protezione del sito dall'azione del mare,
la scogliera Frangiflutti, e opere civili relative alla linea di impianto vera e propria, come il camino di espulsione dell'aria trattata mimetizzato sulla nuova scogliera. Il depuratore si distingue per caratteristiche strutturali e tecnologiche all'avanguardia. Grazie al moderno sistema di biotrattamento a membrana, infatti, che prevede ben 4 livelli di filtrazione, è possibile garantire l'abbattimento di tutti gli inquinanti con il conseguente raggiungimento di valori molto inferiori rispetto a quanto previsto dalla normativa. La condotta mare principale delle acque depurate è lunga oltre 1400 metri e sbocca a 34 metri sotto il livello del mare. Il nuovo depuratore, infine, si inserisce nel contesto urbano dell'area di Punta Sant'Anna con un ridottissimo impatto paesaggistico, sviluppandosi quasi completamente in galleria. E la facciata esterna verrà presto mimetizzata. Qual è il reale impatto di un depuratore come quello inaugurato oggi sul territorio? Come ormai da tempo vado a dire in giro, il depuratore è l'unico impianto industriale che dove collocato porta miglioramento al luogo e dal punto di vista ambientale e non ultimo, visto anche quello che abbiamo visto oggi per Recco, anche dal punto di vista lavorativo. Questi sono impianti di ultima tecnologia, non hanno impatto ambientale, dal punto di vista degli odori ci sono degli impianti per cui non si sente niente e l'altra questione è che di fatto noi avremo un miglioramento delle acque e l'altro elemento è uscire dall'infrazione europea.